In quel momento, quando si ha l'adrenalina in corpo, cioè non capisci nulla, ho reagito di spontanea volontà. Capacità di reazione, sangue freddo, queste le armi usate da Federica Trovò, la commessa che accanto a una giovane cliente ha sventato una rapina in pieno centro a Mogliano. Sono le 18 di venerdì quando un primo uomo entra all'Air Beauty di Via Zara e chiede a Federica di visionare dei prodotti. Si esprime a gesti, non parla l'italiano, è un tentativo di distrazione, giusto il tempo di permettere a un complice di entrare e dirigersi verso la cassa. Peccato che una cliente che si trova dietro a un dispenser lo veda e inizia a urlare. In quel momento che dopo ho sentito appunto la ragazza urlare e mi sono girata e ho visto l'uomo che usciva praticamente dalla cassa. A quel punto ho mollato tutto, sono andata dove c'era la ragazza che tentava di tenere l'uomo. Abbiamo cercato di trattenerlo, però lui è scappato. Seguono attimi concitati, Federica e la cliente riescono ad attirare l'attenzione degli altri commercianti. Mentre il complice scappa, il primo uomo resta di fatto intrappolato. Ha alzato le mani per dire non c'entro nulla, però dopo ha tentato di scappare anche lui dandomi degli spintoni. Infatti ho sbattuto un pochino la mano sulla porta ed è rimasto qui praticamente bloccato. Arrivano quindi i carabinieri, l'uomo scoprono più tardi è un cinquantenne georgiano con un rosario di precedenti e innumerevoli alias. L'accusa per lui è di rapina mentre è caccia al complice. Resta un'intera via che si è mobilitata, a cui va il grazie della titolare del negozio. Non hanno chiuso gli occhi, ma si sono dati da fare. Grazie di cuore a tutti, veramente. Questa è stata la cosa bella di quello che è successo ieri. Intanto Federica ritorna a riaprire il cassetto dei sogni. Il mio sogno nel cassetto era di diventare carabiniere, quindi mi è servito, mi ha dato un po' un aiuto, ecco. Allora questo sogno, questo cassetto è da riaprire? Ma non si sa.